abbiamo fatto il punto su un aspetto molto importante del nostro territorio e della costa veneta, che è il fare sistema, cioè lo stare insieme, il parlarsi, il dialogare e non avere un rapporto frontale tra imprese, diciamo, e cliente, no? Che può essere amministrazione, che può essere campeggio, ma ci siamo messi uno a fianco all'altro, abbiamo ragionato su quelle che sono le necessità, le opportunità e che direzione dare al futuro del turismo open air. È un momento dove abbiamo parlato di smartilla, quindi di irrigazione predittiva, abbiamo parlato di sicurezza statica delle piante, ma anche di programmazione e previsione di quello che è gli interventi sul verde, no? Quindi per tenere in sicurezza l'ambiente. Ma Ecosystem ha voluto dei relatori che potessero proiettare un'immagine, dare una visione futuristica di quello che è il turismo open air. La sostenibilità vera passa attraverso una sostenibilità dell'intera località. Le dinamiche di sostenibilità pubbliche devono interagire con quelle private, quindi è assolutamente indispensabile, se vogliamo veramente cambiare marcia, abitudini, procedure, pensare che pubblico e privato debbano incarnare, interiorizzare e lavorare congiuntamente per questo importante valore che ne va del nostro futuro, del futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché per noi è ora di cambiare. Cavallino Treporti in effetti è definito come il comparto del turismo all'aria aperta più importante d'Europa. Essere un comparto non significa guardare solo alle strutture ricettive, ma all'intera località. Quindi di questo sistema fanno parte ovviamente le strutture ricettive, le amministrazioni pubbliche che per noi sono il primo interlocutore del territorio e ovviamente tutte quelle attività che compongono il tessuto sociale di Cavallino Treporti in questo caso. Questo è un modello che dovrebbe ripetersi in ogni località, perché il turismo è fatto della destinazione nel suo complesso, quindi non solo delle strutture ricettive. Qui a Cavallino Treporti, in quest'area, il patrimonio vegetale e la natura è sempre stata al centro delle nostre attenzioni, ma da anni, e questa è stata anche l'elemento più importante del nostro successo. Quello che dobbiamo fare adesso noi è senz'altro avere un approccio, se mi posso permettere, più industriale anche verso la natura. Questo significa che dobbiamo avere dei piani strategici, essere molto precisi anche in questo tipo di cultura, quindi non improvvisarci, ma avere la possibilità di rivolgerci a dei professionisti attenti, bravi e capaci, che ci aiutino in questa gestione che è diventata più complessa rispetto ad una volta, anche per i cambiamenti climatici. Quindi credo che Cavallino Treporti possa essere, come lo è stato anche in passato, un focus, un laboratorio, un motore di ricerca che farà molto bene non solo allo stesso territorio, ma a tutti coloro che credono veramente nella natura come noi.